in che è il Dante il giorno di Dante, a 700 anni dalla morte del sommo poeta italiano, e il vero ricordare visina al Carlin Porta, che quest'anno è di usenta anche le morte, leggiamo dit impara d'alter volte. E Carlo Porta è stato uno di quelli che ha tentato, ha incominciato a tradurre la Divina Commedia, un'opera che non portò mai a termine, ma ci sono rimasti alcuni versi, per esempio la traduzione del primo canto ed altri. Ora, che per ricordare Dante in questo giorno, insieme con tutta l'Italia, con tutto il mondo, e ricordo un da milanese, con i vers del Porta. Porta traduce appunto il canto primo con delle ottave, leggo le prime due che corrispondono più o meno ai primi 15 versi del canto primo dell'Inferno. Quindi se uno vuole prendersi la Divina Commedia e guardare quello che scrive Dante in italiano, può cercare di capire Porta come lo traduce in milanese. A mita strada de quel gran viaggio che fem avun la volta al mundalà, me sun trovato d'un bus scur a faccia, senza un sentè da poter seguità. Duma pensac, me senti a venì scacci, non è un bus che inscifasse il deretrà, neger, vec, pien de spin, sas, ingarbì, pesce che ne quel del barilò di stri. Quanto sia che ascia più se spavent intra il bosco e la mort, che poc derit. Ma che anche il suo bun, vel cunti attent. Come abbia fatto ruame in quel brut sit, non savaref monant tirare in mente. Su che andava e dormiva, e i cos pulit, in sto stat non gli fanno sui festin, squas neanche su una dur de viurin. Qui poi va avanti e traduce tutto il primo canto. Tra i tantissimi episodi della Divina Commedia che tanti hanno provato a tradurre, c'è sicuramente quello di Paolo e Francesca, e il Porta ha provato a tradurlo. Infatti ci sono rimaste 2 ottave dei versi più famosi, quelli tra i versi dal 127 al 138 del canto quinto. Anche qui, se andate appunto a quel punto della Divina Commedia dell'Inferno, canto quinto, e dove Paolo e Francesca ricordano appunto il famoso libro Galeotto fu il libro che lo scrisse. Leggevem un bel dì per noster spas i avventura amorus de Lancelot, nugheva ters incomod che se cas, stu per dì savarat pudus tabiot, e rivanti in delleccia certi pas, ne veniva la faccia dei pancot e il nostöc se incontraven come a di perché nu pon fai stes anca mieti? Ma quan se venia al punt che il paladin e segila Zenevra e ridi in buca, con il più cald e sciasser di basin, tu tremant e il me Paul me ne in buca vu un compagn che ne fa de suffreghin. Ah, liber porc, figlio d'una baltrocca, tira giò Galiot che te se bravo, per tu quel dì che mi sei segn e ciao. Ecco, siccome in che è anche il dì dell'Annunciazione, e allora per pensare al purgatorio, soprattutto al paradiso, allora mi ho fatto un quei vers sull'Annunciazione 2021, ispirato all'inizio, ai primi versi dell'ultimo canto del Paradiso, quello famoso Vergine Madre, figlia del tuo figlio, e l'Annunciazione 2021 è questa qui. Donna Maria, Vergine Mater tusa del tuo figlio, nostra ucade in ciel, e asili in terra sotto al santo vel, prea in 2 tacas per sposa e sposa, quel che una grazia ver luntan de ti,
le come vun che il ver sansal vulà, e non per questo te vegnon chi a pregà, te me qui statius cos con tel tosì. Bene, buona solennità dell'annunciazione del Signore, buon Dante D, ciao Carlin Porta, ciao Dante Alighieri.